Una nuova rubrica che andrà in onda su Caffè TV24 durante il TG del Friuli Venezia Giulia alle 19:25 circa. Conoscere le erbe spontanee con Ennio Furlan. Di cosa ci parlerà in questa rubrica? Ma naturalmente delle erbe del territorio, no? Perché noi si usa parlare anche come gruppi micologici, come ricercatori, come persone che approfondiscono il discorso, si parla delle erbe della fascia, cosiddetta fascia mediterranea, vale anche per i funghi. Diciamo che viene inteso dalla zona dei paesi del nord, no? Svezia, Norvegia, Finlandia, fino proprio all'inizio dell'Africa, proprio il nord dell'Africa. Ecco, in questa fascia mediterranea noi troviamo di tutto, poi più o meno frequenti secondo le altitudini troviamo tutte queste piante qua, come i funghi, stesso discorso. Dunque ci si può spaziare molto, perché solo nel nostro piccolo Friuli, che poi nel nostro piccolo Friuli, a detta degli esperti, dei conoscitori, ma di chi studia proprio veramente le cose, noi abbiamo il 90% delle piante e degli alberi che ci sono in Italia. Cioè abbiamo un microclima Buona speciale. sapersi. Sì, certamente, perché la glaciazione ha portato tutto qua. Noi abbiamo orchidee, l'iris sibirica, che vive a Pagnacco, cioè o a Pagnacco o in Siberia. Non è roba da 3 giorni, no? O come tutte le zone delle torbiere di Flambro, quelle zone là, sono orchidee che noi ci risomiamo, insomma, ci sono solo lì. Questo era tutto quanto, dalla Tisana fino a Monfalcone, ma l'essere umano purtroppo ara oggi, ara domani, siamo rimasti oggi col 5% di territorio. E pian piano spariscono anche loro, chiaramente sì. Adesso è tutelato sempre più e dunque speriamo che riprendano un pochino, almeno un pochino. Oh, ok, intanto di aspettare questa tua nuova rubrica su Caffè TV24, vi ricordo ogni mercoledì alle 19:25 all'interno del TG del Friuli Venezia Giulia.